Ha tentato di uscire dal supermercato senza pagare. Intercettato, ha aggredito il titolare che gli si era parato di fronte. Protagonista della vicenda un 33enne venezuelano già noto alle forze dell'ordine. Il colpo sabato sera in un negozio di via Miranese. Fondamentali per risalire all'identità del rapinatore le immagini a circuito chiuso del market. I carabinieri dopo poche ore si sono presentati a casa del malvivente e lo hanno arrestato. Indagini in corso sul rogo che è divampato verso le 5:30 di lunedì sull'isola di Sant'Erasmo di Venezia, dove una macchina operatrice è stata danneggiata dalle fiamme. L'incendio, anche grazie all'intervento dei pompieri, non avrebbe interessato l'intero macchinario, bensì una porzione in corrispondenza anche del motore. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un'ora, mentre durante tutta la mattinata i vigili del fuoco e la polizia hanno effettuato un sopralluogo per cercare di capire se l'incidente possa considerarsi di matrice dolosa o meno. La trivellatrice sarebbe dovuta servire per praticare dei buchi sul terreno in corrispondenza del punto dove sorgerà un'antenna telefonica. Non è stato un bell'inizio di settimana per chi si è dovuto mettere in viaggio sull'A4. Un incidente ha infatti messo in difficoltà la viabilità fin dalla prima mattinata di lunedì. 5 i mezzi pesanti coinvolti nello schianto che si è verificato verso le 6:30 a 3 km dal casello di Porto Gruaro in direzione Venezia. Subito si sono allungate le code. Uno dei mezzi pesanti si è messo di traverso sulla carreggiata, bloccando il flusso di auto. Poco dopo l'autostrada è stata chiusa ed è stata istituita l'uscita obbligatoria alla Tisana. La 4 è stata riaperta solo verso le 10 del mattino. Prosegue l'attività della polizia locale legata al contrasto del sovraffollamento abitativo negli appartamenti vacanze di Jesolo. Domenica mattina alcuni agenti hanno effettuato lo sgombero e messi i sigilli a un appartamento di via Aquileia, vicino a piazza Brescia, in quanto il locatario e il proprietario non avevano ottemperato alla diffida di sgomberare i locali dall'esubero di persone che vi dimoravano, accertate in occasione di una prima verifica. Dentro c'erano 11 bengalesi in appena 60 metri quadri.